Quell'incantesimo che il cinema mette in scena sempre e che la prossima maestra Francesca Comencini ci racconterà in questa lezione. Uno sguardo reciproco tra pubblico e schermo che ha come scopo il rapimento tra finzione e realtà. Buongiorno ragazze e buongiorno ragazzi. Sono molto felice di fare questa chiacchierata virtuale con voi. Mi perdonerete perché io non sono un'insegnante, quindi non sono molto preparata a fare questo genere di lezioni, ma cercherò di parlarvi un po' come posso del mio lavoro. Il mio lavoro è fare il regista, sono un regista di film, di serie e anche di uno spettacolo teatrale, e sono anche una sceneggiatrice, nel senso che molti dei film che ho girato sono stati tratti da testi che ho scritto io. La prima cosa di cui mi va di parlarvi in questa nostra chiacchierata è qualcosa di molto importante nel cinema, nella vita, nel cinema e nel cinema italiano in particolare, ed è la realtà. Perché dico il cinema italiano? Perché il cinema italiano ha una base, come una casa che è costruita su delle fondamenta, secondo me si fonda su alcuni film, un periodo che è stato chiamato il neorealismo. Per esempio un film che io vi consiglierei molto di vedere, che è Roma città aperta, anche perché c'è stato il 25 aprile da poco, abbiamo tutti riparlato di quegli anni. Il racconto si svolge durante l'occupazione nazista a Roma, ma la cosa che ne fa la sua forza è che è girato praticamente in tempo reale. Girato pochissimo tempo dopo la liberazione di Roma, con ancora vivissime le tracce di tutto quello che Roma aveva attraversato, e prendendo quello che capitava, le pellicole prese dove Roberto Rossellini, grandissimo regista di Roma città aperta, poteva trovare la pellicola. Non si poteva girare peraltro, perché nel cinema c'è sempre un motivo anche pragmatico, non si poteva girare nei teatri di posa di Cinecittà perché, immaginate, erano completamente occupati dagli sfollati. Nei teatri di posa dormivano centinaia di persone sfollate, e quindi è girato in un rapporto molto molto intenso con la realtà che la gente stava attraversando. C'è una scena in cui Anna Magnani, la sua meravigliosa interprete, corre dietro una camionetta che si sta portando via il suo amore, il suo innamorato Francesco, sfidando gli impedimenti dei nazisti che la trattengono, della paura, di tutto. Corre dietro in una corsa impetuosa. In quella corsa, Orlando Francesco, correndo dietro a quella camionetta, credo che il cinema abbia restituito l'onore dell'Italia, di un'Italia che era stata fascista, che era stata alleata con i nazisti. È passato un film per raccontare tutta un'altra Italia, per raccontare i sentimenti profondi, le sofferenze e la forza estrema, il coraggio. E in qualche modo Roma città aperta e il neorealismo di Rossellini sono stati un cinema che hanno insegnato il cinema al mondo. È un film riconosciuto in tutto il mondo, che ha segnato uno spartiacque proprio per questa capacità di stare dentro la realtà, di guardarla, di raccontarla nel pieno della sua vividezza, anche del suo dolore, anche dei suoi angoli bui, non averne paura, non fare un racconto edulcorato. In questo noi italiani siamo molto bravi, siamo bravissimi, direi. Il cinema italiano in questo ha avuto dei momenti veramente grandi. Con la macchina così, seguendo loro che vengono avanti dal pozzo, così. Credo che in questo momento, proprio in questo momento difficile che stiamo vivendo, se tra di voi ci sono degli aspiranti registi o delle aspiranti registe, delle ragazze che volessero fare questo lavoro, come mi auguro che ce ne siano tante, prendete spunto dalla realtà anche confinata che avete intorno a voi, quello che vedete tutti i giorni, la vostra stessa storia, quello che vi può sembrare anche
banale, quotidiano, provate anche con un telefonino, anche con qualunque mezzo voi possiate, anche prendendo degli appunti, guardatela, portate uno sguardo diverso sulle persone che vi stanno intorno, che ne so, la vostra famiglia, i vostri fratelli, le vostre sorelle, vostra madre, vostro padre, qualcuno con cui avete una relazione reale, intensa, non per forza bella, anche conflittuale, ma una vera relazione. E provate a distanziarvi un po' e a chiedere con uno sguardo diverso, non quello che passa tutti i giorni e neanche più vedi le persone, a chiedere come stanno, come si svolgono le loro giornate, cosa sognano, se hanno paura. Potrebbe essere un inizio di un racconto cinematografico. Questa realtà che avete intorno è sicuramente è una storia, ci sono tante storie che neanche più forse vedete e che invece proprio stando confinati potrebbe essere l'inizio, forse non lo userete mai, forse diventerete dei registi e delle registe e farete tutt'altro, ma sarà qualcosa di prezioso, sarà un primo passo verso voi stessi in realtà e verso il vostro sguardo sulla realtà intorno a voi. L'altra cosa di cui vorrei parlarvi è l'ostacolo, nel senso che il cinema, quando si gira, mi sono accorta proprio guardando appunto molto spesso in macchina mentre giro i miei film, che talvolta per esaltare la bellezza di qualcosa che sto per inquadrare, che mi sembra particolarmente bello, come un paesaggio, una faccia, se io lo filmo frontalmente senza nessun ostacolo, potrebbe essere un'inquadratura piatta. Se io sposto la macchina da presa e vado in qualche modo quasi a aggrappare l'inquadratura intorno a un ostacolo, a una quinta, per esempio se si tratta di un orizzonte, di un paesaggio, a un pezzo di muro diroccato e magari scuro, a un pezzo di impalcatura arrugginita, qualcosa che contraddice quella bellezza e che in parte la copre, fa una quinta, si frappone, la bellezza di quello che io voglio mostrare ne viene esaltata. E questa cosa è valida, credo, in quasi tutte le tappe del nostro lavoro. Utilizzare gli ostacoli, che sono continui, sono molto molto frequenti, e utilizzarli, andare lì dove fa male, lì dove c'è il problema, lì dove c'è l'impedimento, e fare un rovesciamento e utilizzarlo proprio per mettere in risalto le parti più luminose. E questo è qualcosa che è molto importante, mi sono resa conto che è importante anche nel costruire i nostri personaggi, mettere in risalto le loro contraddizioni, le loro difficoltà. Nessuno è mai completamente buono e quindi appare buono o completamente qualcos'altro, e usare gli ostacoli nella costruzione dei personaggi e usare anche gli ostacoli nell'interpretazione dei personaggi per gli attori o le attrici, lavorare con proprio ciò che sembra impedire di arrivare a interpretare quel personaggio, perché solo facendo così quell'interpretazione sarà proprio la vostra, sarà singolare e sarà la vostra unica singolare interpretazione di quel personaggio che nessuno potrà fare in maniera uguale. E in generale, comunque, laddove voi vi sentite più appunto ostacolati, più in difficoltà anche con voi stessi o con voi stesse, laddove vi dicono o voi sentite che non andate bene, che avete un impedimento, un problema, qualcosa che non si conforma a come voi vorreste essere,
o come il mondo vorrebbe che voi foste, esattamente da lì che dovete partire. È lì che sta la vostra ricchezza, è lì che il vostro racconto comincia, è lì che cominciate a essere una storia delle persone e non dei numeri e non delle generalizzazioni. Quindi prendete gli ostacoli, guardateli e utilizzateli e rovesciateli a vostro favore, sempre. Il punto di vista, ecco, la terza cosa di cui volevo parlare è questo, trovare il punto di vista, proprio il punto di vista alla lettera, cioè il punto in cui piazzerò la mia macchina da presa per guardare quello che voglio inquadrare, per costruire la mia inquadratura. In una inquadratura nella costruzione di una scena è come una parola nella costruzione di una frase quando scrivete, quindi va scelta, così come scegliete ogni parola per scrivere un vostro pensiero. Quindi trovare il vostro singolare punto di vista, che appunto è proprio costruito insieme a quello che voi siete, alla realtà della relazione che avete con ciò che filmate, che deve essere reale per voi, e all'individuare quali sono i maggiori ostacoli che voi potreste incontrare nel racconto di quello che volete fare o nell'inquadratura che volete effettuare, e utilizzarli e trovare un vostro punto di vista sulle cose. È un punto di vista che certo prenderà riferimento, prenderà spunto da tutte le serie, dai film che vedete, per carità, bisogna guardare tutto quello che c'è da guardare, però poi sarà qualcosa che ha a che fare con la vostra esperienza e con quello che voi siete. E trovare il punto di vista nel vostro racconto è molto molto importante, nel vostro racconto per immagini. E in particolare, parlando di realtà e di ostacoli, sarà particolarmente prezioso trovare sempre più punti di vista di ragazze, di registe, donne, perché noi abbiamo veramente bisogno dello sguardo delle ragazze, dello sguardo delle giovani donne, sui sentimenti, sulle emozioni, sulla politica, sull'amore, su tutto. Tutto è stato raccontato, praticamente tutto è stato raccontato da un punto di vista maschile, che ci ha appassionato, talvolta pieno di talento, talvolta meraviglioso, e bisogna continuare ad averlo. Però se il 90% dei film che vediamo nelle sale italiane o che vediamo sulle piattaforme sono realizzati da uomini, ragazze, c'è un intero racconto dal vostro punto di vista di cui abbiamo veramente bisogno, che stiamo aspettando, che è importante, che è prezioso, e che spero in tutti i modi che voi abbiate. Vorrei incoraggiare tutti, ma vorrei incoraggiare in particolare le ragazze, perché credo che ci sia bisogno di questo racconto, che è un racconto nuovo, che è un racconto da un punto di vista che non si conosce e che insomma, penso sia un bene prezioso. Quindi vorrei finire questa piccola chiacchierata con voi dicendo a tutte e a tutti voi quanto siete importanti, veramente lo dico col cuore, quanto siete importanti, quanto penso sia difficile questo momento, ma quanto tutti noi ci aspettiamo che voi facciate delle cose importanti, perché voi le farete, siete in grado di farlo, e questo vale in particolare da parte mia per tutte voi ragazze che state là fuori. Fatevi sentire, mostrateci le vostre immagini, io le aspetto. Ciao. Anche oggi ringraziamo le nostre maestre Marta Cartabia e Francesca Comencini. Scrivete sui nostri social le vostre domande e curiosità. Le maestre saranno liete di rispondervi. Noi ci rivediamo domani, perché la scuola non si ferma.